Professore, ci si ritrova a Catania dopo un anno, insomma, più o meno di attività per raccogliere anche i frutti di questa collaborazione. Quali sono questi frutti? Allora, i frutti sono, innanzitutto abbiamo istituito questa Sicilian Cardiovascular Academy, che non è altro che un contenitore culturale, quindi che non ha nessuna velleità di essere una società, è soltanto un punto di incontro di diverse energie operative sul campo e culturali che vogliono unire le proprie forze, le loro forze, in maniera tale da non disperderle. Il secondo successo è che abbiamo organizzato un evento di altissimo livello culturale divulgativo che vede raccolti oltre 700 cardiologi siciliani e il cui obiettivo è quello di diffondere la cultura cardiologica, di diffondere l'innovazione cardiologica, di mettere in rete, perché il nostro vero e principale leitmotiv è quello di creare una rete regionale che garantisca lo stesso livello di assistenza a tutti i cittadini in qualunque parte del territorio. Per far questo c'è bisogno di una connessione in rete che l'assessorato già ha dato, come dire, ci ha dato il via libera con dei decreti specifici, specialmente per quanto riguarda il trattamento delle valvulopatie, che faccia sì che si creino dei centri hub, dei centri spoke, quindi Mozzo e Raggiera, che siano interconnessi e facciano sì che il paziente venga trattato dal proprio cardiologo nel centro più idoneo. Questa è una scommessa su cui noi stiamo giocando quasi tutte le nostre energie, la proporremo ulteriormente agli enti governativi e a chi ha il dovere di governarci, sperando che ci metta a disposizione le energie. Per fare un esempio, secondo voi un medico cardiologo pagato dal sistema sanitario regionale che lavora a Messina, perché non può lavorare pagato dallo stesso ente che è il sistema sanitario regionale, non può lavorare con una semplice comunicazione e trattare i propri pazienti a Catania o viceversa? Questa è una domanda che noi poniamo e per la quale ci aspettiamo una risposta, ripeto, volta a far sì che ciascun medico tratti i propri pazienti e che il medico bravo che si trovi in una struttura non idonea a trattare certe patologie prenda il proprio paziente, lo porti nel centro hub e lo tratti là con soddisfazione di tutti, win-win-win. Proposte concrete che trovano un riscontro anche con l'idea in corso, più che in corso di riforma della medicina territoriale, ma anche con i fondi del PNRR. Ad esempio, quali potrebbero essere le vostre proposte di investimento sul territorio per garantire e migliorare le reti? Allora, sul territorio noi chiediamo, il nostro percorso prevede che il paziente visto in periferia faccia degli esami di base, venga identificato con la telecardiologia, venga sottoposto ai centri di secondo livello che approvino il tipo di percorso ipotizzato, il centro di secondo livello prepara il paziente, fa il teleconsulto in art team con il chirurgo, il cardiologo, l'anestesista, prepari il paziente in tutto e per tutto, il paziente arrivi al centro di riferimento che a questo punto è sovraffollato perché riceve da tutte le periferie, ma il paziente deve arrivare pronto la sera prima o la mattina stessa dell'intervento, faccia l'intervento con il medico del centro di riferimento di secondo livello assieme al super esperto del terzo livello e il paziente dopo 2 giorni torni a casa. Questo sarebbe l'ideale. Il tema della fibrillazione atriale è un tema sempre più dibattuto anche perché con il progressivo invecchiamento della popolazione diventa anche più diffuso come patologia sul territorio. Quali sono le risposte più moderne? Le risposte più moderne sono un'opzione interventistica che previene l'ictus. La terapia fondamentale nella fibrillazione atriale è il controllo e la prevenzione dell'ictus cardioembolico, quindi ictus ischemico. È un'opzione estremamente importante, è quella di chiudere laddove si formano questi trombi, che si chiama auricolosista, con un tappo, laddove i pazienti non possono beneficiare della prima linea terapeutica che sono gli anticoagulanti orali. Possiamo parlare anche delle nuove tecnologie, anche in termini di intelligenza artificiale, a sostegno delle attività di prevenzione? Le nuove tecnologie sono ampiamente dentro la nostra attività clinica quotidiana. Oggi l'intelligenza artificiale arriverà ad armonizzare le nostre scelte utilizzando queste nuove tecnologie, perché ci consentirà
da un lato di perfezionare la diagnosi e la necessità dell'utilizzo di queste nuove tecnologie e dall'altro di individuare quali sono i pazienti che meglio hanno bisogno delle tecnologie e dei tempi in cui è necessaria la tecnologia. Perché ricordiamoci sempre, il paziente è al centro e l'intelligenza artificiale, grazie alla sua velocità, ci consentirà nel futuro di fare una medicina di precisione, cioè di adattare tutti i parametri, tutto quello che abbiamo a disposizione e cucirlo sulle necessità del singolo paziente, che sarà il futuro, penso. Nel corso di queste edizioni di Sicilian Cardiovascular Academy ci sono stati anche degli esempi live di buone pratiche innovative. Sì, sicuramente sì, abbiamo proiettato dei casi di pazienti sia con delle procedure live che dei live in the box, cioè preregistrati a fine didattico e montati in maniera da essere molto esplicativo, di nuove tecnologie che nuove non sono più ma sono in continua evoluzione. L'innovazione non si ferma del trattamento percutaneo sia della valvola aortica, sia della valvola mitrale, sia della valvola tricuspide. Questo permette a pazienti che hanno un'età superiore a 75 anni per l'aorta o comorbilità, quindi pazienti di per sé molto gravi, in cui un intervento chirurgico aperto, quello tradizionale, avrebbe portato ad un'alta mortalità, quindi a un rischio operatorio molto alto, di poter essere trattati con un minor rischio e con un'efficacia paragonabile. Questo è fondamentale ed è fondamentale la rete che si è creata in Sicilia, in cui più ospedali convergono in una cardiochirurgia, quindi centri hub, valve center e SPOC, quindi centri più periferici o senza cardiochirurgia, anche se non periferici, che convergono con un'equipe combinata, mista di più ospedali, per condividere expertise, per condividere le loro capacità, per avere al centro il paziente e per dargli la migliore cura possibile.